Là dove ci sono assembramenti sicuramente c'è la possibilità che il virus circoli e che quindi si diffonda maggiormente nella comunità. 356 nuovi casi in 24 ore, Padova, città veneta dove avvengono più manifestazioni no pass e la provincia dove si registrano più contagi. L'incidenza di 114 casi ogni 100.000 abitanti è la più alta in Veneto. Sono oltre 3.400 le persone attualmente positive, con un aumento di 1.000 casi nell'ultima settimana. La fascia d'età più colpita dal Covid è quella tra i 45 e i 65 anni. Resta stabile invece il numero dei ricoveri, attualmente sono 62 pazienti, per lo più nel reparto di malattie infettive. Abbiamo due tipologie di pazienti ricoverati. Abbiamo il non vaccinato, giovane, sotto i 60 anni o attorno ai 60 anni, che si trova soprattutto in terapia intensiva. Abbiamo il vaccinato anziano o grande anziano, quindi con pluripatologie, che si trova in particolare nell'area geriatrica, nell'area medica. Su 12 persone ricoverate in terapia intensiva, 9 non sono vaccinate e sono giovani. In azienda ospedaliera medici, infermieri e OS lavorano ormai senza sosta da mesi e ora devono fronteggiare le sospensioni dei colleghi Novax, che sono saliti a 204. Abbiamo queste 204 persone attualmente sospese perché appunto non si sono vaccinate. Sono delle sospensioni che pesano sulla organizzazione dell'ospedale a cui facciamo fronte in questi giorni, naturalmente con il lavoro dei colleghi che quindi devono sobbarcarsi ulteriore lavoro rispetto a quello di quelli che sono appunto sospesi.